Amici bellini, ci vuole il video grande, il video grosso, il video orizzontale, perché è comunque la semifinale dei mondiali e quindi l'Argentina ci siamo organizzati, parliamone. Allora, prima di tutto i nuovi iscritti, perché ve l'avevo chiesto e esce il video, il doppio video. Amelia macchie. Benvenuta, amica mia. Se l'avete fatto apposta siete ancora più miei eroi per mettermi in difficoltà. È una roba bellissima. Lasciate un like per Messi, per Alvarez, Modric lo stesso che comunque ci ha provato. Insomma, andiamo con una brava tattica perché mancavano pochi minuti, ma non credo che, insomma, giusto, sfizioso, però, perché uno può controllare le cose che si dice, per esempio, voglio dire, il possesso palla è importante. Allora, io che mi sono scritto meglio Croazia nel giro palla, strappi di Kovacic, la presenza di Modric che ha tutto campo, che addirittura fa anche tagli in difesa, diagonali difensive per impostare, Brozovic, così. Non benissimo Perisic nell'ultimo passaggio, però mi è sembrato che, insomma, c'è questo Guardiol che sarà l'astro nascente, si parla di grandi cifre per questo difensore mascherato dell'Ipsia, però ho avuto l'impressione che la Croazia manchi una punta vera. È un'impressione generale che avevano un po' tutti e viene confermato, perché poi non tirano tanto in porta e quando c'è la spalle alla porta non controllano bene nessuna delle punte che ha giocato la Croazia. Quindi, mentre scrivo meglio Croazia nel giro palla, che mi è sembrato, insomma, quasi vedere l'Argentina aspettare e ripartire, occasione per Alvarez subito, comparata al portiere croato. Poi c'è subito il gol di Messi. Qualcuno in TV, non so, una TV inglese, che dicevano addirittura non è rigore, non può essere rigore, il portiere non può sparire. Secondo me è rigore, perché comunque tu puoi continuare la corsa, ti ha scavalcato, il portiere la palla non la tocca proprio e non ha importanza che hai già tirato in porta, non è che l'azione finisce, quello comunque ti ha bloccato, il pallone non è andato fuori né in porta. Alvarez avrebbe potuto continuare se non fosse stato abbattuto, quindi secondo me è rigore, non si può discutere. E c'è il gol di Messi, è un po' il mondiale dei rigori di Messi, che ne ha tirati parecchi. Poi il secondo gol di Alvarez, onestamente ragazzi, sì, rimpalloni contro rimpalli, però è una discesa che ha tanto controllo, che ha tanto come si dice, intimità con il pallone. Ti danno questi rimpalli ma c'hai un controllo del tuo corpo e poi c'hai freddezza sotto porta. Quelli sono rimpalloni che ti può scappare la palla, e invece Alvarez lo fa. Grande prospetto Alvarez, Manchester City, e non è un caso. Colpo di testa di McAllister parato. E poi mi sono scritto Messi ci penso io. Ho avuto questa sensazione che in diverse fasi della partita Messi, anche lui un po' a tutto campo, però diverso da Modric, perché Messi è statico. Noi non dobbiamo fare antipatie e simpatie, perché lo so che qualcuno soffre a vedere, perché noi siamo Maradona, si soffre all'idea che poi si facciano paragoni stupidi e sbagliati, epoche diverse, situazioni diverse. Messi secondo me questo mondiale lo sta anche meritando. Poi il paragone con il dio del calcio secondo me non va proprio fatto, però ho avuto questa sensazione Messi un po' statico, perché deve mantenere le sue energie, però ci siamo qua, 92esimo, sì. Deve mantenere le sue energie, però spesso viene a prendersi palla a centrocampo, il controllo di palla, ci penso io, non vi preoccupate, ve la smisto io. E ha avuto dei momenti veramente da top, e addirittura Ronaldinho applaude perché poi là è il giocatonito, è l'amore per il calcio, non c'è rivalità che tenga. Se si vede una bella giocata Ronaldinho la apprezza, e quindi niente da fare. Secondo tempo, dove entra Vlasic, la Croazia cerca Vlasic, secondo me grande acquisto del Torino, perché poi anche il Napoli c'era andato vicino. Un buon impatto,
però non basta, e l'Argentina in contropiede, ancora Alvarez, grande salvataggio di Gvardiol, tiro di Messi parato che fa uno scambio in 1-2 nello stretto e para sul primo palo il portiere. Poi c'è Messi contro Gvardiol. Mi ha dato l'impressione Messi che sì, questo è uno delle giovani stelle che verrà probabilmente pagato più di Maguire, più di Van Dijk. Sì. Allora sapete che faccio? Io me lo prendo questo giovane difensore e me lo metto in tasca. Mi è sembrato quasi voler cercare la sfida con questo talentuosissimo difensore centrale. Sposto e me ne vado sul fondo e con il destro metto l'assist che distrugge la partita, perché Alvarez con il tap-in fa 3-0 e lì devo dire la verità, mi è scattato l'applauso. Io speravo nella favola Croazia per Modric, che è un giocatore che io stimo, è un uomo che io stimo tantissimo. Troppo più forte l'Argentina in questa partita, ha meritato tranquillamente, e quindi questa favola Croazia-Marocco non si può vedere. E poi c'è anche un po' di spazio per Dybala, una gioia improvvisa. Bevo perché sennò è finita, sì, 94esimo, credo proprio che sia finita. E comunque 3 gol in 5 secondi. A meno che, perché che ne sai? Aspetta. I minuti di recupero sono 5, quindi sai quelle cose, 25 minuti di recupero come ci hanno fatto vedere in questo mondiale, in questo caso no. Considerazione finale, ovviamente Tagliafico è uguale a Cigarini. La prima cosa che dobbiamo dire così: il portiere dell'Argentina ti dà una sicurezza incredibile quando esce, tu fai cross e te li mortifica, li prendo io e non c'è proprio dubbio. De Paul sempre più grosso, il bodyguard di Messi, una presenza importante, anche lui sacrificato in una zona del campo, però si sacrificano e vanno avanti. Tanto collettivo, e l'individualità di Messi che ti risolve, e Alvarez, perché non ci dimentichiamo Alvarez, che ti risolve le situazioni, vanno avanti meritatamente. La paura mia che potrebbe scattare in tragedia finale è che se la finale sarà Argentina-Francia, Francia-Argentina, perché anche lì speriamo nel sogno del Marocco, però Marocco-Francia è proprio difficile. Pensa te, guardate che coincidenza, perché noi mettiamo la mano sul fuoco che è tutto. Pensa che coincidenza, mondiali in Qatar, perché è importante poi sottolinearlo, mondiali in Qatar, quando si fece la designazione del Qatar, poi dopo si mossero tutte le situazioni finanziarie, il Paris Saint-Germain comprato dagli sceicchi, tutta una serie di cose. La finale che cosa sarà? Messi-Mbappé, il Paris Saint-Germain, i soldi del Qatar e tutti i riflettori puntati su di loro, e ovviamente Messi se ne frega di tutto questo. Lui vuole vincere un mondiale per consacrarsi, perché si farà sempre il paragone, eccetera eccetera. A noi interessa poco. Se Messi merita il mondiale, non dobbiamo pensare alle cose nostre, perché poi lo so, faranno dei paragoni stupidi, non ci pensiamo, noi sappiamo cosa rappresenta Diego Armando Maradona e non ci interessano paragoni. Però pensa che tragedia sportiva se poi il giovane Mbappé frega il suo compagno di squadra che all'ultimo mondiale e lo frega l'ultimo e tutto. Non lo so, chi vivrà vedrà. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Se vi siete capitati qua per caso sul canale, iscrivetevi al canale, ci sono altri short, ne abbiamo fatti sul mondiale se vi interessa rivederli, eccetera eccetera. Si parla di Serie A, si parla di Napoli, si parla un po' di tutto. Voi fate gli amici bellini, lasciate i like e benvenuti nella community, perché non si può mai sapere, ci possiamo incontrare da qualche parte, nel mondo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.